facciamo squadra secchi, noi scaviamo, ti facciamo... Giro dietro. Bravissimi, adesso arriva solleva questa. Così poi. Si può anche dare di più è inclinato più Ovviamente tiene. alle spinte del terreno. Boh, parlando con gli artigiani che lavorano molto bene in provincia di Trento, loro danno sempre il 20% per motivi antisismici. Quindi anche quando andiamo a intervenire su un muro che ha una pendenza diversa, noi comunque vediamo la nostra pendenza. Quindi, ma dando un dente o facciamo dolcemente? ci raccordiamo, ovvio ci può essere quello centimetro di scarto, ma non è quello che ti cambia la struttura del muro, la pendenza del muro. Quindi mettiamo una calandra lì, una lì, ne mettiamo 3 che devono essere poi picchettate. Noi la fissiamo qui. Scusi perché. Allora, diciamo questo è 1 metro, prendiamo la misura di 1 metro e quindi poi stiamo di 20 centimetri. Quindi la nostra pendenza nonostante poi sia, magari sarà diversa da questa, ma a noi non interessa. 20 centimetri. Partendo da sotto? Partendo dalla punta. Dalla punta, sì. Quindi ci mettiamo in bolla. Aspetta che si ferma. Boh, a partire da così. E adesso mettiamo. C'è un bel dente. Quindi aspetta, sei andato. Facciamo un segno sulla pietra, no? No, sei andato Abbiamo sotto una matita. 1 metro, cioè questo è 1 metro, ma hai fissato però che altro più l'altezza. No, questo è un metro. No, questo è un metro. No, fino a qui sì, però il pezzo sotto non te ne frega niente. No, non interessa che tutto l'asse sia... Ah, boh, quindi Cioè, è l'asse che dà la direzione. Non c'è una matita. C'è potenza. Aspetta. Cosa pensavi di fare? Di riempire con pietre piccole lì? Tanta polvere, ma più continui. Prova a venire da là, se concordi con me. Sembra quasi uno spigolo piuttosto che una pintura. Ha sminuito il nostro lavoro, sembra più uno spigolo che una cura. Ma adesso perché No, serve qualcosa di un pochino più grosso. Siamo sul Pino. robe così o grosse? Assodato che noi adesso partiamo, la parte più semplice è questa retta, prima parte, perché è in piano, è dritta, non devi fare curve. Poi a partire dal calandro centrale iniziamo a fare la curva. Ho scelto anche di fare quella curva perché durante lo scavo sia sono emersi dei gradini che non c'erano, i primi 3 non c'erano perché erano sommersi dalla terra, e sia perché a fianco ai gradini c'erano delle pietre di le probabili vecchie fondazioni. Quindi, poi spesso poi comunque se noi usiamo come fondamenta, cioè se noi facciamo in modo che la base del muro poggi sui gradini, giova molto al muro, che non rischia di slittamento, scivolamento.
La curva la fa l'occhio, la fa la mano, la fa... Perfetto. No. Riesco poi di fare riempimento. Beh, metti quello lì, dopo andiamo. No, lì possiamo. Giuliano, sei tu qui? Questo... Facciamo... Tiriamo questa è la sua parte. Questo non posso dire che sia una faccia, quindi Ma volevo usare quella faccia lì? Non so se sono troppo basso. La chiusura conviene farla con pietre anch'esse abbastanza grosse e pesanti, e meglio se coprono l'intera superficie della profondità del muro. Quindi siamo partiti, noi abbiamo fatto anche un muro di 50-60, dovremmo essere sui 40-45.